giovanissimo coro sottovoce diretto dal maestro Daniela Contu, attivo da circa un anno ad Unify, è nato per volere un gruppo di giovani ragazze appassionate per il canto e la musica. Il coro si apre a tutta la Valle del Cedrino, accogliendo anche giovani promesse dei paesi vicini e si per la prima volta al pubblico del paese, che ha accolto con entusiasmo l'idea di creare una nuova e giovane formazione canora. Sottovoce nasce per favorire l'aggregazione sociale basata sullo scambio e la condivisione della musica e l'aspetto relazionale, con l'obiettivo di allargare e diffondere la pratica musicale a un numero maggiore di ragazzi. Il coro e il maestro ringraziano tutti quelli che hanno reso possibile la nascita di questa bella realtà, le famiglie, l'amministrazione comunale, Don Angelo. All'inizio ha messo a disposizione sede e strumenti per le prove del gruppo. Il coro a voci bianche ai giovanili della scuola civica di Rosei canta da qualche anno, diretto dal maestro Daniela Contu, e l'obiettivo ultimo è quello di favorire la crescita culturale e lo sviluppo delle capacità espressive di ogni singolo componente. L'anno scorso la formazione ha fatto parte dell'importante manifestazione Festival Internazionale del Mediterraneo. Zupuncordu e tenore di Orosei occupa un posto di preminenza nell'interpretazione del programma delle musiche tradizionali in Sardegna, oltre che per le loro intense esecuzioni, anche per la peculiarità del repertorio che abbraccia entrambe le forme della tradizione vocale, del canto sacro, tipica delle confraternite religiose, e quella profana del canto a tenore. Il canto a tenore ha origini antichissime e a detta degli studiosi millenari è un canto unico nel suo genere e per questa sua particolarità è stato dichiarato dall'UNESCO patrimonio intangibile dell'umanità. Su tenore e concordo dei Rosei con numerose collaborazioni e sperimentazioni con musicisti di grande livello, quali Paolo Fresu, Enzo Favatta, il tenore Stivitti, Mauro Palmas, Elena Letta, Daniela Di Bonaventura, Luciano Biondini, Gabino Murcia e tanti altri. Di grande importanza i progetti che la formazione porta avanti da diverso tempo in tutta Europa e non solo. Il coro femminile Urisè nasce a Orosei nel 2009 sotto la direzione artistica del maestro Daniela Contu e l'associazione culturale, il cui nome ricorda uno degli antichi nomi di Orosei. È costituita da donne accomunate dalla passione per la musica tradizionale sarda, ma perché al confronto con altre formazioni musicali. Gli scopi dell'associazione sono quelli improntati alla diffusione della cultura musicale etnoregionale per la realizzazione di opere culturali, musicali e benefiche. Il coro, nella sua decennale esperienza, si è esibito in numerosi paesi della Sardegna, della penisola e anche all'estero, quali Belgio, Spagna e Francia. L'associazione organizza con cadenza annuale una rassegna di cori, cantante chi su coro, con lo scopo di raccogliere fondi da destinare ad azioni benefiche. Infatti nel 2017 ha voluto dedicare la rassegna alla città di Norcia per la ricostruzione delle scuole distrutte dal terremoto. Infine il maestro Antonella Chironi intraprende i primi studi pianistici sin da piccola presso la scuola civica musica di Nuoro e nel 2007 consegue la laurea in pianoforte presso il Conservatorio di Musica Luigi Canepa di Sassari. Nel 2006 svolge un'attività concertistica sia come solista che camerista all'interno di varie formazioni. Nel 2016 partecipa come pianista al tour che ha visto protagonista lo spettacolo teatrale Izumeu, Epifania di una figura femminile rannicchiata, scritto e diretto dal regista Alessandro Rabito sulla vita e le opere dello scultore norese Francesco Ciusa. Ha frequentato la masterclass di pianoforte col maestro Andrea Lupesini e Roberto Menegotto, col maestro Andrea Milani per la musica da camera. Concertista è sempre impegnata in numerosi importanti eventi culturali. Adesso ascolteremo la voce narrante che ci porterà indietro nel tempo con un racconto ispirato ad una fiaba di Don Giampaolo Perugini, scritta per l'Epifania, che sarà arricchito con canti, alcuni di tradizione popolare e alcuni riti di importanti significati. Auguriamo a tutti voi buon ascolto. Molto distante da Betlemme, viveva una giovane donna che si chiamava Beffa. Non era
brutta, anzi, era molto bella. Però aveva un pessimo caratteraccio, burbero e scontroso. Sempre pronta a criticare, era anche molto egoista e fin da piccola non aveva mai aiutato nessuno. Era come ossessionata dalla pulizia. Aveva sempre in mano una scopa e la usava così rapidamente che sembrava ci volasse sopra. La sua solitudine, man mano che passavano gli anni, la rendeva sempre più acida e cattiva, tanto che in paese avevano cominciato a soprannominarla la strega. Nessuno in paese ricordava di averla mai vista sorridere. Quando non puliva casa, con la sua scopa di paglia si sedeva e faceva la calza. Ne faceva centinaia, ma non per qualcuno naturalmente. Le faceva per se stessa, per calmare i nervi e passare un po' di tempo, visto che nessuno del villaggio veniva mai a trovarla, né lei sarebbe mai andata a trovare nessuno. Era troppo orgogliosa per ammettere di aver bisogno di un po' di amore. Ed era anche troppo egoista per donare un po' del suo amore a qualcuno. E poi non si fidava di nessuno. Così passarono gli anni e la nostra Befana, a forza di essere cattiva, divenne anche brutta e sempre più odiata da tutti. Più lei si sentiva odiata, più diventava cattiva e brutta. Nessuno era riuscito ad insegnarle quanto fosse bello donare. D'altra parte, non aveva mai ricevuto nulla e non aveva mai ringraziato nessuno. Sì, non conosceva la parola grazie e neanche il suo magico significato. I ragazzi eseguiranno ora un canto che racchiude il significato più vero e attuale di grazie, parola magica. Il coro femminile Odisè eseguirà poi l'una del maestro Michele Turno e su concordo il tenore di Rosei canterà a voce seria del sostenere. Parola meravigliosa.
regalare qualcosa a qualcuno, per di più sconosciuto. Però le sembrò di fare brutta figura a dire ancora no. E così, durante la notte, mise una delle sue calze, una sola, dove dormiva il Re Magio, con un biglietto per Gesù. La mattina, all'alba, finse di essere ancora addormentata e aspettò che il Re Magio uscisse per riprendere il suo viaggio. Passarono 30 anni. Befana ne aveva appena compiuti 100. Era sempre sola, ma non più cattiva. Quella visita inaspettata, la sera prima del 6 gennaio, l'aveva profondamente cambiata. Anche la gente del villaggio, nel frattempo, aveva cominciato a bussare alla sua porta. Dapprima per sapere cosa le avesse detto il re, e poi pian piano per aiutarla, visto che lei aveva un tale mal di schiena che quasi non si muoveva più. E a ciascuno che veniva, Befana cominciò a regalare una calza. Erano belle le sue calze, erano fatte bene, erano calde. Befana aveva cominciato anche a sorridere quando ne regalava una, e perciò non era più così brutta. Era diventata persino simpatica. Nel frattempo, dalla Galilea giungevano notizie di un certo Gesù di Nazareth, nato a Betlemme 30 anni prima, che compiva ogni genere di miracoli. Dicevano che era lui il Messia, il Salvatore. Befana capì che si trattava di quel bambino che lei non ebbe il coraggio di andare a trovare. Ogni notte, al ricordo di quella lontana notte, il suo cuore piangeva di vergogna per il misero dono che aveva fatto portare a Gesù dal Re Magio. Una calza vuota, una calza sola, neanche un paio. Piangeva di rimorso, di pentimento, ma questo pianto la rendeva sempre più amabile e buona. I ragazzi cantano E sarà Natale, Urisè canta Notte de Chielu e su Concordo canta il Magnificat. Veni,
Befana aveva allora 103 anni. Pregava e piangeva tutte le notti, chiedendo perdono a Gesù. Desiderava più di ogni altra cosa rimediare in qualche modo al suo egoismo e alla sua cattiveria di un tempo. Avrebbe voluto tanto un'altra possibilità, ma si rendeva conto che era ormai troppo tardi. Una notte Gesù risolto le apparve il sogno e le disse: coraggio, Befana, io ti perdono, ti darò vita e salute ancora per molti anni. Il regalo che tu non sei venuta a portarmi quando ero bambino, ora me lo porterai per me a tutti i bambini. Volerai da un capo all'altro della terra sulla tua scopa di paglia e prenderai una calza piena di caramelle di regali ad ogni bambino che a Natale avrà fatto il presepio. Ma mi raccomando, il bambino sia stato anche buono, non egoista. Altrimenti gli metterai del carbone dentro la calza, sperando che l'anno dopo si comporti da bambino generoso. E la Befana così fece allora e così continua a fare ancora oggi. Durante tutto l'anno, piena di indicibile gioia, fa le calze per tutti i bambini del mondo e il 6 gennaio gliele porta piene di caramelle e di doni. E con questo insomma vi salutiamo, quasi, aspettate ancora. Insomma, visto che durante le feste, a Natale, a Capodanno e anche alla Befana abbiamo sempre occasione comunque di festeggiare in modo inebriante e spumeggiante, e allora appunto vi vogliamo augurare innanzitutto un buon anno e anche di trascorrere altri 100 anni di feste così, con i bambini che ci regalano Viva il vino spumeggiante di Mozart.
tutti dell'ascolto a Noir Menzius.